827, Grazie, 942, grazie, 989, grazie, 1001, grazie, 1023, grazie, 1047, grazie, 1048, ma grazie, 1056, grazie, 1111, grazie, 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 1149, grazie, 1197, ma grazie, 1201, superato l'anno grazie, scorso, benissimo, 1226, grazie, 1237, grazie, 1249, grazie, 1251, grazie, 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 1274, grazie, 1281, grazie, 1282, grazie, 1283, grazie, 1284, grazie, 1285, grazie, 1286, grazie. 1287. 1287, grazie. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato venerdì scorso e da aprile con le attività di riscaldamento alla maratona di lettura Il Veneto Legge. Io e Oreste Savadin siamo questa mattina ancora sulle ali dell'entusiasmo per il risultato che la manifestazione ha ottenuto. 1287 sono un numero importante per il territorio regionale, ma anche un numero significativo a livello nazionale, nel senso che andando a vedere i numeri di altre manifestazioni, la nostra si può attestare come una manifestazione significativa, e quindi vogliamo ringraziare naturalmente la Regione del Veneto che promuove da 6 anni la maratona di lettura, ma l'Associazione Italiana Biblioteche della sezione del Veneto, l'ufficio scolastico regionale e quindi tutte le scuole che dietro all'ufficio scolastico regionale ci stanno, gli editori, i librai, i lettori, professionisti e volontari e tutti quelli che a vario titolo hanno partecipato leggendo naturalmente alla maratona di lettura. Oreste, possiamo essere contenti, no, di un risultato di questo tipo? Intanto abbiamo superato i 1200 dell'anno scorso, di quasi 100 unità, e bisogna contare che per ognuno di questi eventi che sono stati registrati ci sono 10, 20, 30, 50 persone che hanno partecipato. Quindi fate voi le moltiplicazioni e vedete che il risultato è un popolo di lettori, un popolo di persone interessate a questi eventi, e che ci sia questa maratona di lettura è anche ormai una consuetudine radicata, e le aspettative sono sempre grandi. La volontà di partecipare credo che sia questo il movente, oltre all'interesse per la lettura, che ha scatenato questo numero di partecipazioni. Beh, io credo che la partecipazione sia un valore importante in assoluto, e voler dimostrare appunto la propria presenza leggendo, e quindi in un ambito così ideale quale la lettura, la promozione, l'educazione alla lettura, la promozione della lettura e dei libri e dei lettori e dei luoghi che ospitano i libri, sia un bel segnale confortante e anche una dimostrazione di salute, nonostante le difficoltà degli ultimi 2 anni, le difficoltà che sempre un po' attanagliano il comparto culturale. Le biblioteche, le scuole, le librerie, gli editori
insomma tutta la filiera del libro, in questo caso regionale, dimostra il suo stato di salute o un ottimismo della volontà, cioè questa Sì, voler essere. attorno a alle biblioteche che hanno tutti i contatti con le scuole, eccetera, si crea questa realtà sociale, no? Collegata al libro, che sono proprio collegate, non ho usato a caso questo termine, perché leggere insieme è anche costruire una cittadinanza consapevole. Beh, io credo che il valore della cultura, al di là delle singole manifestazioni, sia questo, cioè mettere insieme le persone e il riconoscersi idealmente, non tanto sul singolo libro, a volte anche, ma su un'idea grande di cittadinanza e partecipazione. Quindi da questo punto di vista la giornata del 30 e la maratona di lettura è stato un gran momento di cittadinanza, di cittadinanza. Allora, cominciamo la nostra puntata. Perdonateci questo piccolo cappello un po' autocelebrativo, ma cominciamo adesso con un saluto. La volta scorsa abbiamo sentito l'assessore Corazzari che ha lanciato la maratona di lettura. Questa volta c'è un saluto, un contributo di Daniele Brunello, presidente di AIB Veneto. Un secondo e arriva. Eccolo in arrivo, Daniele. Buongiorno a tutti. Brunello. Con l'occasione volevo portare un saluto da parte dell'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto e in particolare dal Comitato Esecutivo Regionale e ringraziare tutti quanti i partecipanti in questa meravigliosa edizione della Maratona di Lettura Il Veneto Legge. Un'edizione che sinceramente faceva un po' paura inizialmente perché le aspettative erano molto alte. L'edizione dell'anno scorso era andata benissimo, aveva sbaragliato tutte quelle precedenti, battuto ogni record, e quest'anno si aveva un po' timore di far brutta figura rispetto ai grandissimi risultati dell'anno scorso. Invece anche quest'anno si è dimostrato che il Veneto legge, che la lettura è importantissima e in tantissimi abbiamo sfiorato appunto i 1300 eventi registrati, ma quelli realizzati in realtà sono stati molto di più. Tantissime scuole, biblioteche e altri gruppi di persone non hanno fatto in tempo, si sono comunque dimenticati di registrarla nonostante abbiano aderito facendo attività, e questo è importantissimo perché va a sottolineare quanto in Veneto ci si tenga alla lettura e soprattutto la lettura condivisa come passione e come una staffetta giorno per giorno che ci si tiene in allenamento. Ricordo soprattutto che è vero, siamo arrivati al 30 di settembre con l'arrivo della maratona di questa edizione, ma iniziamo già a prepararci con gli eventi di riscaldamento per la prossima maratona che si svolgerà appunto nel 2023. Grazie a tutti, grazie all'assessorato alla cultura della Regione del Veneto che come ogni anno crede in questa iniziativa assieme all'ufficio scolastico regionale del Veneto. E ringrazio soprattutto i nostri pilastri, diciamo così, di Leggere per Leggere, che ogni anno ci accompagnano e ci danno una mano a diffondere i temi della maratona, ma anche lo spirito della maratona stessa. E ringrazio tutti, buona mattinata e ci vediamo alla prossima maratona. Grazie a Daniele Brunello, a questo saluto, a questo augurio, no? Ci lanciamo già nel 2023, ma stamattina vogliamo un po' scandagliare che cosa è successo la settimana scorsa in tutta la regione, e la nostra piccola esplorazione parte dalla provincia di Verona. Stamattina sentiamo la cooperativa Carta che
già quasi tutto. Ecco, dovrebbe arrivare il collegamento con la... Eccolo qui. Siamo qui con due ospiti dalla provincia di Verona e dalla provincia di Mantova. Perché dalla provincia di Verona? Perché abbiamo con noi Elisabetta Briani della Biblioteca di Valeggio sul Mincio, e da Mantova, per il coordinamento del settore promozione alla lettura della cooperativa Carta, abbiamo Arianna Maiocchi. Buongiorno a tutte e due e grazie per essere con noi. Buongiorno. Perché sentiamo anche la Arianna Maiocchi da Mantova? Perché la cooperativa Carta gestisce molte delle biblioteche del Veronese. Allora, e in special modo la coordina questo settore della promozione della cultura. Si vuoi dire due parole su questo settore? Come procede il lavoro vostro? Volentieri, grazie mille per l'invito. Noi siamo un settore molto esteso, copriamo più province e per questo Veneto Legge stiamo curando delle proposte di lettura per i più piccoli. Ci hanno chiesto di arrivare con la nostra biblioteca viaggiante, l'Azzurrone, direttamente a scuola, parcheggiare direttamente in giardino, allestire una grande bibliografia ragionata rispetto ai titoli che sono stati anche consigliati rispetto al Veneto Legge e proporli a tutte le classi delle scuole dove ci invitano in maniera animata, ma non solo, in modo che i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze si avvicinino alla letteratura e alla lettura il più possibile. Stiamo facendo delle proposte legate alla letteratura del paesaggio, la collina, la montagna ovviamente, ma anche il guardare con più attenzione, l'osservazione e lo stare in natura, in maniera tale che si mettano dei piccoli semini, diciamo così, e che loro possano raccogliere, fare propri e poi declinare in tutte le modalità che preferiscono e che sentono più loro. Benissimo, questo azzurrone è il vostro mezzo di trasporto, una biblioteca viaggiante, no? Esatto, è un Iveco passo lungo che è allestito proprio come una biblioteca, dentro ci sono le scaffalature e abbiamo trovato questa bella modalità, soprattutto con la questione del lockdown, quindi dal 2020 in poi, siccome noi non potevamo, noi operatori, entrare fisicamente a scuola, entrare in classe perché era tutto molto complesso, abbiamo trovato questa formula: entrare nel giardino e far uscire loro, in maniera tale che si rispettassero tutte le normative del caso, ma loro potessero letteralmente riappropriarsi di questo momento e di questo scambio reciproco, ed è stato veramente un'idea per noi geniale e che stiamo tenendo anche dopo 2 anni di distanza, perché è veramente una bella modalità. La biblioteca esce, entra nel giardino, la scuola si apre e il punto d'incontro è proprio il giardino, benissimo, all'aperto, Esatto, così, in sì, uno sì. spazio comune, diciamo così. Allora, Esatto. Elisabetta Briani, che fai parte anche tu di Carta, no? Quindi anche di questa rete di biblioteca, cosa mi dici sul senso della partecipazione? Beh, grazie al Veneto Legge, ormai che è la 6ª edizione, diciamo che abbiamo un po' rodato tutte le noi colleghe e colleghi appunto di organizzarci per leggere questa bibliografia e creare degli avvenimenti, degli incontri sia per gli adulti che per i bambini legati a questo tema. Quindi la partecipazione appunto da parte dei bibliotecari e bibliotecarie molto presente, con anche idee molto varie, e anche devo dire della popolazione, soprattutto a livello delle scuole. Hanno aderito molto le scuole, sia la primaria sia la secondaria, con bellissime attività. Anche i gruppi di lettura ragazzi, è una piacevole sorpresa, ad esempio a Cavaillon fanno una passeggiata sabato, che è un paesino vicino al lago di Garda, una passeggiata dove interpreteranno delle parti di un libro appunto proposto dalle bibliografie
anche altre attività ci sono state con i gruppi di lettura, questi hanno reagito molto bene. Ad esempio anche noi a Valeggio leggeremo proprio La casa in collina, alcuni brani della casa in collina, cioè sul Castello Scaligero, così come anche altre realtà hanno fatto proprio delle passeggiate letterarie appunto o in montagna o in collina. Perciò è stata proprio una bella partecipazione sentita. Questo ci fa piacere sentire dopo 6 edizioni, e sentiamo anche in giro che la maratona si è radicata come modalità, insomma, occasione direi, perché dopo effettivamente si lavora tutto l'anno, immagino. Arianna, voi lavorate tutto l'anno con l'Azzurrone e anche con altre cose. Sì, esatto, però è sempre bello andarsi anche un pochino a testare, a provare su bibliografie ragionate, su eventi in particolare, perché ti danno modo di implementare sempre di più le tue conoscenze e anche il mondo è veramente vasto, la pubblicazione è sempre in aggiornamento continuo e quindi anche avere qualche sfida ogni tanto è importante per noi e per tutto il settore, perché ci mette veramente anche un pochino in gioco. E queste esperienze sfidanti sono anche belle perché magari ti chiamano quei comuni dove tu non sei presente come biblioteca, come gestione della biblioteca, quindi come carta che gestisce la biblioteca e quindi fa anche le attività a scuola, ma ti chiamano delle altre amministrazioni comunali, dei luoghi dove magari vai per la prima volta, ed è bello perché si creano sempre nuove relazioni ed è Certo, vedo qua importante. dal programma c'è Villa Bartolomeo, Carpi di Villa Bartolomeo, Ponte sul Mincio, Villa Esatto, Franca di Verona, quindi ci sono abbastanza appuntamenti. sì. Elisabetta Briani, tempo fa per un altro numero di magazine abbiamo intervistato la biblioteca e anche gli amministratori di Mozzecane, no? E avevamo parlato di quest'idea della montagna che è un po' lontano da voi. In particolar modo noi abbiamo ad esempio il Monte Baldo qua vicino a Valeggio sul Mincio e è un po' la meta delle nostre passeggiate anche domenicali, ma diciamo che ho visto appunto anche con Mozzecane, loro ad esempio hanno proposto una passeggiata sull'altipiano di Asiago proprio per un po' seguire quelli che erano gli autori proposti, oppure appunto c'è queste, anche ad esempio invece far venire la montagna qui, ad esempio a Povegliano hanno letto Le 8 montagne di Cognetti, che hanno detto che è piaciuto tantissimo e hanno scelto addirittura dei brani e li hanno letti. Quindi sappiamo inoltre che anche ci sono dei gruppi proprio nella zona qua che organizzano passeggiate in montagna e perciò anche se non ci abbiamo insomma le Dolomiti, abbiamo comunque le nostre montagne all'orizzonte e noi spesso poi anche a Valeggio quando vediamo diciamo, il Monte Baldo è la nostra, si vede benissimo sia quando è pieno di neve, sia quando è pieno di luce e di sole in primavera ed estate e perciò diciamo che è molto sentita l'esperienza della montagna che è come camminare, come ritrovarsi, come anche momenti di incontro nei rifugi e quindi anche di lettura, perché no? Certo, questa modalità della passeggiata abbiamo notato qui dal nostro osservatorio di magazine che è stata molto adottata quest'anno, questo uscire fuori dagli spazi usuali, no, della biblioteca. Diciamo anche l'Azzurrone, no, vuole in qualche modo far uscire le persone e incontrarsi in un luogo terzo. A Valeggio sul Mincio avete anche un fuori della biblioteca, un cortile, un parco? Abbiamo un bellissimo brolo antico legato al Palazzo Guarienti che utilizziamo spessissimo, soprattutto nelle mezze stagioni, perché l'estate magari è anche un po' caldo, ma solitamente leggiamo lì, oppure appunto quest'anno, visto che appunto il tema è la collina, allora andiamo in passeggiata sul Castello Scaligero, che è proprio sul Monte Ugheri, che è il nostro monte quindi del paese. Ma questa idea già il nome maratona, secondo me, portava già al fatto di fare una corsa, comunque qualcosa di movimento. Poi diciamo che si è unito dopo sicuramente il lockdown e il Covid, questo desiderio non diventa più un momento diciamo di intralcio, quello di uscire, ma anzi ci si organizza, se anche c'è brutto, insomma con gli ombrelli, oppure cioè non c'è più anche questa paura di fare fuori, ma anzi c'è un desiderio molto forte di ritrovarsi anche in luoghi aperti e verdi.
Certo, questo è anche una tendenza della biblioteca che si apre, no, verso l'esterno, verso la cittadinanza, il paese, quest'idea anche di rete, no, delle vostre biblioteche, e anche questo di collegamento, di non un luogo chiuso, ma che si apre al territorio. Io direi che possiamo chiudere qui la nostra piacevole conversazione. Ringraziamo Arianna Maiocchi del coordinamento settore promozione lettura della cooperativa Carta e Elisabetta Grazie a lei. Briani della Biblioteca Valeggio sul Mincio. Allora, buoni passi, buone letture, buona maratona a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Grazie a te. mille. Grazie. Grazie ad Arianna e Elisabetta che ci hanno raccontato un po' quel che è successo nel Veronese e hanno confermato questa tendenza che avevamo notato della necessità delle biblioteche di uscire, complice anche il fatto che il tema era la letteratura di collina e di montagna, e quindi collina e montagna per gli appassionati, ma anche per i non appassionati, è simbolo di camminare. Passiamo ora in provincia di Venezia e andiamo a Mirano. A Mirano, nel giorno della maratona di lettura, si è pensato di lanciare il patto locale per la lettura. Abbiamo parlato anche la volta scorsa dei patti per la lettura, del patto regionale per la lettura che può essere sottoscritto attraverso la pagina Cultura Veneto. Vediamo a Mirano, visto che hanno deciso appunto il giorno della maratona di lanciarlo, che cosa è successo. Andiamo a Mirano, da Verona ci spostiamo a Magazine online numero 8. Oggi siamo in trasferta, siamo ospiti della Biblioteca Comunale di Mirano e abbiamo due ospiti d'eccezione, perché abbiamo il sindaco Tiziano Baggio e l'assessore Maria Francesca Di Raimondo. Allora, sindaco Tiziano Baggio, giornata particolare oggi, perché maratona di lettura, avete inaugurato una biblioteca scolastica, ci sono state le letture e adesso abbiamo presentato il patto per la lettura. Allora, cosa significa per la comunità di Mirano tutte queste cose messe insieme? È ormai una tradizione per il comune di Mirano. Noi proseguiamo con grande entusiasmo questa tradizione. E maratona di lettura, io ho corso la maratona quella vera, tra l'altro anche con discreti risultati, e oggi invece corriamo la maratona di lettura, che è una maratona dell'anima, una maratona che fa bene alla città. Leggere ci porta in paesi diversi, in vite diverse, in paesaggi diversi, allena la mente. E abbiamo cominciato stamattina, come ha detto, con la scuola che ha inaugurato la biblioteca scolastica, e chiudiamo stasera nella biblioteca di Mirano, una biblioteca che vogliamo valorizzare. Abbiamo, io credo, grandi idee e vogliamo essere a disposizione dei cittadini e costituire il comitato della biblioteca, l'associazione degli amici della biblioteca, e rilanciare il ruolo di centro della vita culturale della città per questa istituzione. Certo, la biblioteca è sempre il punto di riferimento culturale e anche sociale, no? Assessora Maria Francesca Di Raimondo, allora avete parlato prima anche di questa intenzione di far diventare Mirano città che legge, c'è tutto un iter per poi dopo proseguire, no? Questo patto della lettura invece, che realtà sono state coinvolte? Allora, sono state coinvolte diverse realtà del territorio. Diciamo che, come già insomma ha fatto capire il sindaco, è un processo in cui ogni aspetto poi, rende possibile tutto il resto, tutto quello che viene dopo. E quindi il patto di lettura, che è un grande valore simbolico,
che è stato reso possibile proprio perché c'è stata una convergenza di soggetti attivi già presenti nel territorio, e quindi dagli istituti comprensivi alla realtà dei licei, altri istituti superiori, librerie, insomma associazioni che già, come dire, si occupano di divulgazione culturale e di promozione dello strumento della lettura. Quindi grazie a questi soggetti, senza i quali non si potrebbe nemmeno parlare di un patto, ci siamo messi in moto proprio per avere l'accreditamento di Mirano Città che Legge, ecco, con tutto quello che significa, perché come abbiamo avuto modo di sottolineare anche altre volte, c'è un aspetto pratico e concreto, come dire, di quello che significano questi riconoscimenti, quindi finanziamenti a cui si può accedere, ma c'è un alto valore simbolico che noi vogliamo sottolineare, che è quello di una promozione alla lettura, che poi diventa una promozione alla cittadinanza consapevole. Ho sentito prima che ci saranno anche dei nuovi spazi dedicati alla lettura, no? In città. Sì, abbiamo voluto presentare e firmare simbolicamente il patto per la lettura all'interno della maratona della lettura, quindi coinvolgendo i protagonisti. E il prossimo anno ci sarà la prima edizione del Festival dell'Acqua. L'acqua è un elemento importante per la città di Mirano, che è una città che vive sull'acqua. Tratteremo l'acqua da vari punti di vista. Uno dei punti di vista sarà il punto di vista della lettura. Ci saranno eventi diffusi sul territorio. Ma un appuntamento importante per la lettura sarà tra circa un mese, quando inaugureremo la rinnovata Piazzetta Barche. La Piazzetta Barche diventerà un luogo privilegiato per la cultura di Mirano. Sottoscriveremo un patto di collaborazione con i cittadini, un accordo che andrà a rigenerare quel luogo della città, un luogo che vuole dare nuova vita a quell'angolo, nell'attesa che riusciamo a recuperare quel pezzo, quello straordinario pezzo di storia di Mirano che è l'edificio dei Molini di Sotto. E l'acqua è anche questo un elemento che di solito collega con altre realtà, no? Quindi Mirano che si apre con queste nuove iniziative. Ultima domanda per tutte e due. Avete un libro che avete letto ultimamente o anche molti anni fa che volete segnalare ai nostri ascoltatori? Allora, un libro che io amo particolarmente, di una scrittrice nota, sufficientemente nota, ma che mi pento di non aver scoperto prima, Natalia Ginzburg, Certo. Lessico familiare. Ecco, se devo individuare un libro per la vita, per la mia vita, io scelgo lei, per tutto quello che ha saputo raccontare di quello che più ci caratterizza, il lessico che impariamo, che apprendiamo nella nostra famiglia e che ci portiamo poi avanti per tutta la vita, e che significa tanto, tanto di più rispetto a quello che noi possiamo immaginare, possiamo desumere da ogni singola parola, ma quelle parole messe insieme ci individuano. Grazie. Sindaco Tiziano Baggio? Allora, i libri da suggerire sono tanti, no? E quando fai la tua dichiarazione di pancia c'è sempre un motivo. A me è piaciuto moltissimo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Il deserto dei Tartari a me è piaciuto moltissimo sia per il tema che ha trattato, che è il tema dell'attesa, no? Un libro che leggi e ti trascina in una continua attesa, in un finale che poi non esiste e che ti lascia un po' incerto. Sono arrivati o non sono arrivati i tartari? Un po' come dire la vita che scorre tra attese, tra gioie, tra progetti, tra idee. E poi anche per un altro motivo, il modo di scrivere straordinario, incredibilmente bello di Dino Buzzati, che poi era anche un giornalista che ha scritto anche molto di ciclismo. A me piace moltissimo la bicicletta e il ciclismo, perché racconta delle storie. Dino Buzzati ha raccontato delle storie di persone in bicicletta,
Quindi nella mia testa si sviluppa questo collegamento e mi sento di suggerirlo a tutti. Gioco anche facile, per dire la verità, no? Con questo libro. Beh, avete nominato due autori importanti, Dino Buzzati appunto è il 50° della morte, questa è stata anche occasione per molte altre realtà di rileggerlo o di riprenderlo, lei invece lo lancia così con questa passione per questa lettura. Io vi ringrazio, grazie di aver partecipato, grazie di aver messo il patto della lettura all'interno della maratona, vi auguro buone letture e buona attività con il Comune e tutte le iniziative sociali, culturali, eccetera. Grazie mille. Grazie a voi. Il lancio di un patto per la lettura, idealmente poi, anzi non solo idealmente ma anche concretamente il giorno della maratona, a noi è sembrato avesse un valore simbolico da sottolineare. La maratona di lettura in qualche modo mette insieme all'interno dei singoli territori le relazioni che la biblioteca sviluppa con la comunità e quindi il coinvolgimento di librerie, associazioni, editori se sono presenti. Quindi il patto per la lettura, la maratona di lettura è un'occasione per dare concretezza ed esplicitare le azioni che possono essere messe in circolo virtuosamente quando la comunità pensa che la lettura possa essere volano, motore per creare appunto relazioni e per creare cittadinanza, appartenenza, riconoscersi. Sì, c'è anche un altro aspetto che ho notato in questa e altre occasioni, che è la relazione col territorio. Cioè ogni volta che c'è un tema ci si guarda intorno e non ci si accorge, ma si fa il punto su quelle possibilità che si hanno attorno a noi, no? Quindi ecco che la montagna, per esempio, anche per chi sta in pianura, è effettivamente una realtà, no, con cui si fa i conti, che sia vicino o lontano, oppure anche basta un colle vicino per ricordarsi che è un luogo frequentato, no? Frequentato per le passeggiate appena c'è un po' di sole, eccetera, e questo collegato anche a tutta una letteratura che parla di cose simili. Ecco, anche i gruppi di lettura, per esempio, si sono messi in moto e hanno inserito nei loro programmi dei libri che guardavano alla collina o alla montagna. Quindi sì. Beh, a volte le montagne sono solamente un filo, no? Un filo che si alza sul filo dell'orizzonte, quindi diventano anche, mi viene da dire, un desiderio oppure una meta. Frequentarle fisicamente è sempre un piacere come turisti o come viaggiatori. Possiamo farlo tutti i giorni anche dalla nostra biblioteca, dalla nostra cameretta, aprendo un libro e mettendoci in relazione con gli autori che le hanno raccontate e cantate, le montagne e le colline in questo caso. Benissimo, allora adesso veramente siamo affranti, io e Oreste siamo affranti perché non può andare in scena la nostra rubrica a cui teniamo di più di magazine. Oggi non ci sarà la replica della locandiera. Però vi promettiamo che faremo un numero speciale di magazine, aspettatevelo, in cui io e Oreste reciteremo tutti i personaggi della locandiera per voi che lo aspettate. Siamo all'8ª puntata, per 7 puntate ci avete sommerso di messaggi di affetto per questa rubrica, ma
pur mancando la locandiera, ci siamo connessi comunque idealmente con le locandine che hanno affollato le pagine social, le bacheche delle biblioteche, e abbiamo realizzato un piccolo video che raccoglie le voci dal territorio, e quindi non ci sono le locandine, ma ci sono delle locandiere idealmente, e quindi facciamo partire il video che siamo curiosi. Cos'è la maratona di lettura per te? La maratona di lettura è esserci, partecipare, fare parte di... Io è il quinto anno che partecipo alla maratona di lettura con i miei ragazzi a scuola, è la voglia di scoprire, la voglia di mettersi alla prova, la voglia di capire e di entrare in questo mondo meraviglioso del libro e della lettura. Grazie. Prego. Allora Laura. Sì, Laura della biblioteca di Jesolo, e abbiamo partecipato ieri alla maratona di lettura e è stato un momento molto partecipato da tutta la nostra comunità, perché ha visto la partecipazione degli istituti scolastici, delle associazioni del territorio, dei gruppi di lettori volontari, quindi è stato un ritrovarsi anche dopo anche i 2 anni di pandemia, in cui comunque la nostra biblioteca ha molto sofferto della mancanza della presenza. Quindi è stato un momento veramente sentito, partecipato, e che ci ha visto effettivamente impegnati dalla mattina, perché la maratona è iniziata istituzionalmente alle 10, ma in realtà eravamo già negli istituti alle 9 di mattina e si è conclusa verso le 11:30 con le letture in un bar del Lido di Jesolo che ha aderito, insomma. Quindi si sono svolte un sacco di manifestazioni nella giornata, e nonostante il brutto tempo che certamente non ci ha assistito, però abbiamo appunto rilevato una grande partecipazione. Grazie. Eccoci con Margherita Ferrari di Anteferma Edizioni. Buongiorno Margherita. Buongiorno. Allora, ci puoi dire un po' di che cosa si occupa Anteferma Edizioni? Allora, Anteferma è una casa editrice che lavora nell'ambito dell'architettura e del design, con particolare attenzione anche al tema della ricerca scientifica. Benissimo, avete partecipato alla maratona di lettura? Certo, con 2 incontri in occasione appunto di Libri in Cantina, il primo con Silvia Santato e il secondo con Jimmy Pianezzola. E ci dici un po' di più di questi libri che avete presentato? Sì, sono 2 sfide appunto, la prima dedicata con molta attenzione al tema dell'acqua e delle risorse, in particolare appunto a un viaggio che Silvia ha intrapreso in Perù. Invece la seconda sfida è più legata al nostro territorio e all'attenzione nel mondo delle costruzioni. Jimmy infatti racconta la sua esperienza nel mondo dell'architettura, con particolare attenzione al legno e alla paglia impiegati in edilizia. Benissimo, se qualcuno volesse approfondire le vostre pubblicazioni, avete un sito? Sì, il nostro sito è semplice perché è appunto www.anteferma.it. Grazie mille. Grazie. Simonetta Nardi partecipa alla maratona di lettura. Qual è il significato della partecipazione a questa iniziativa? Beh, non si può mancare, perché condividere con gli altri il piacere della lettura e sapere di farlo tutti quanti assieme in un giorno speciale dedicato a questo ha un significato profondo. Ci si sente partecipi di qualcosa di meraviglioso che ci piace fare tutti i giorni, sempre. Ma una lettura condivisa ad alta voce in contemporanea credo abbia un valore aggiunto, perciò tutti gli anni noi siamo presenti con Voci di Carta. Grazie Nicoletta Nardi e alla prossima occasione. Grazie a te. Buongiorno Annalisa
voi avete partecipato alla maratona di lettura, come si è svolta? Allora, tutta diciamo la mia scuola, che è una scuola primaria, Di dove? è Vittorio Veneto, il plesso è la Foscolo, abbiamo deciso, ma lo facciamo con consuetudine da anni, di partecipare appunto a questo evento. Allora, siamo usciti, le classi sono uscite scaglionate in orari diversi e un primo step, una prima tappa è stata appunto nella biblioteca civica per partecipare, assistere a delle letture che ci sono state proposte e poi successivamente, considerato il tema che appunto riguardava la montagna e la collina, avendo vicinissimo a scuola il Colle San Paolo, ci siamo così inoltrati appunto per il Parco Papadopoli e in postazioni diverse, suddivise tra le classi, ogni insegnante ha proposto le sue letture ai bambini, insieme ovviamente poi dei giochi e soprattutto una bella merenda. Ecco. E qual è il senso di partecipare alla maratona di lettura, che è una manifestazione che vi porta fuori a leggere, però di aderire a una cosa così grande? Intanto così la promozione della lettura, questo sicuramente, ma anche il fatto così di condividere, no, questa giornata con tantissime altre scuole, è una cosa che ribadisco e dico proprio a tutti i bambini, e poi così sentirsi anche importanti e non ultimo il divertimento di qualcosa di completamente magari con delle caratteristiche diverse dalla solita magari giornata a scuola, ecco. Bene, grazie mille, buone letture. Grazie. E rieccoci dopo questa ricognizione di voci nel territorio che nel piccolo, anche se qualche audio era un po' faticoso da ascoltare, ma sono riprese fatte sul campo e quindi però ci danno conto della ricchezza delle iniziative che sono state svolte. Allora, veramente oggi ci sentiamo di infierire. Dopo avervi dato la notizia che non ci sarebbe stata la nostra rubrica di punta, la locandiera, dobbiamo darvi un'altra notizia ferale. È l'ultima puntata di Magazine. Chiudiamo con questo resoconto sulla maratona, appunto, però Oreste ha fatto dei piccoli carotaggi all'interno del nostro piccolo programma. Per 8 puntate abbiamo accompagnato la maratona nel processo di allenamento e quindi ci fa piacere ricordare solamente, sempre in questa rubrica autoincensatoria e autocelebrativa, però alcuni numeri che hanno caratterizzato la rubrica. Sì, non sono solo numeri, sono anche contatti interessanti, cioè questo panorama che abbiamo cercato di porre all'attenzione degli ascoltatori è di fatto una fotografia, diciamo, in movimento, perché erano dei video, una fotografia della realtà del nostro territorio. Naturalmente non abbiamo potuto coprire tutto quello che succede, ma dare un'idea, sì, perché abbiamo realizzato 53 contatti, cioè abbiamo intervistato un numero totale di 53 persone. Chi sono queste persone? Sono amministratori, figure istituzionali, editori, librerie, autori, biblioteche, responsabili di eventi, insegnanti e operatori culturali. 53 persone contattate che hanno dato delle visioni diverse, soprattutto hanno testimoniato una certa vitalità del settore, no? Perché ognuno nel suo campo si muove ma coinvolge anche gli altri, cioè il lavoro che fa un editore non è solo quello di fare libri, ma è quello di entrare in contatto
con le librerie, di fare delle presentazioni di libri e quindi di entrare in contatto anche diretto con i lettori, no? Quindi quando si parla di filiera del libro si parla proprio di tanti punti attivi che sono in collegamento tra loro. Quindi io penso che sia stato interessante, per esempio, tra gli autori sentire Livia Rocchi, che scrive per ragazzi, ma anche Ginevra Lamberti, che scrive in un certo ambito che anche, oltre che scrivere libri, si occupa anche di articoli nei quotidiani, oppure Davide Morosinotto, Matteo Melchiorre, La montagna in questo caso ha aiutato, no? Tra l'altro e anche Tiziano Scarpa. Tra i libri che sono stati presentati in maggior numero tra gli eventi della biblioteca ci sono proprio quello di Matteo Melchiorre, Il Duca, poi c'era Paolo Malagutti con Il Moro della Cima, e il terzo è mi sembra in questo Matteo momento Righetto, forse? Come? Righetto? No, credo Bortolutti. Bortolutti, sì. Quando scorrevamo gli eventi per dopo riproporli nella pagina Facebook, questi c'erano i 3 libri, non a caso libri sulla montagna, è un caso, cioè non è che loro aspettavano il tema della maratona per scrivere i loro libri, che sono stati libri molto elaborati. E poi non so, come eventi ci sono state le 5 donne in cerca d'autori, che è una realtà di mira, c'è stato Roberto Keller che in questo caso un editore non veneto, ma come anche da Re Giustiniani si mettono in prima persona per organizzare degli eventi che promuovono il libro e la lettura. Roberto Keller con Geografia sul Pasubio, che sono queste camminate tra i rifugi con gli autori, e Roberto da Re Giustiniani con Boschi di carta. Dopo abbiamo sentito anche Renata Enzo, Un anno vissuto letterariamente, quindi il mondo dei gruppi di lettura, che è molto attivo anche per quanto riguarda la maratona. Dopo qui si legge, Porto Immaginario, Carta Carbone, il Festival delle Letterature di Viaggio, Buzzati, Villa Buzzati, Trichiana, Paese del Libro, e le biblioteche di Rovigo con la loro notte dedicata proprio alle biblioteche in tutto il territorio. Non ultimo anche Libri in Cantina, che si è svolto qualche giorno fa. Che dire, poi ci sono stati anche operatori culturali diversi che si occupano anche trasversalmente di libri in lettura, come Antonio Catalano, che è un artista, Enrico Zappellon col suo walkabout, che è questa idea di raccontare i libri, quindi anche modalità un po' diverse, Roberta Favia con Le teste fiorite, cioè la formazione, e anche Marina Giulia, che è una formatrice, Simonetta Nardi l'abbiamo appena sentita, Voci di carta, cioè questi gruppi di lettori che da anni lavorano nel territorio, e anche, non so, la Martina Prittarello, che ha fatto un lavoro su Meneghello, che ricordiamo, e la maratona lo ricordava, insieme ai 50 anni della morte di Buzzati c'erano anche i 100 anni della nascita di Luigi Meneghello, scusate, mi ha confuso. Quindi sono state 53 persone, abbiamo segnalato nella nostra rubrica tanto decantata da Livio Vianello la locandiera. Queste locandine segnalate sono state 70 locandine, per ogni locandina c'erano da 1 a 10 eventi, quindi anche qui fate voi il conto, insomma ci sono parecchie cose di cui abbiamo potuto, se non parlare direttamente, almeno accennare e dare un'idea di questo panorama che ha coinvolto tutta la regione. Ecco, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, chiuderei su questa idea che abbiamo potuto realizzare 8 puntate decisamente ricche, perché il panorama letterario, culturale, sul fronte appunto della promozione della lettura in Veneto è un panorama ricco. Ci piacerebbe poter continuare, magari troveremo qualche occasione per ritornare a dar conto. Allora adesso scivoliamo verso la fine della nostra trasmissione, abbiamo ancora 2
due contributi. Il primo è un'intervista a Marina Zulian di Barchetta Blu, che è un'operatrice culturale che con la sua realtà veneziana ha partecipato alla maratona di lettura, e siamo nell'ambito dei professionisti della lettura. Adesso parte il video. Diamo il benvenuto a Marina Zulian, presidente e coordinatrice dei progetti culturali di Barchetta Blu, che è un centro studi all'interno della città di Venezia, dove c'è anche una biblioteca per ragazzi. Benvenuta Marina, grazie per essere con noi. Buongiorno Oreste, buongiorno a tutti. Barchetta Blu e Marina Zulian fanno parte anche di Leggere per Leggere. 2 parole su Leggere per Leggere, Marina Zulian. Leggere per leggere, come dice il termine stesso, è un moltiplicatore di possibilità. Diciamo che da più di 10 anni Leggere per Leggere è un gruppo di associazioni, di lettori ad alta voce, di attori, di educatori, insegnanti, formatori, che cerca di promuovere proprio il libro e la lettura, andando un po' al di là del punto di vista didattico, ma pensando il libro e la lettura proprio come un momento di benessere dell'individuo e della collettività, e quindi in Veneto a livello territoriale ma anche a livello nazionale cerca di promuovere a 360 gradi per piccoli ragazzi, bambini, adulti, giovani la lettura. Benissimo, alcuni di questi operatori sono stati coinvolti nella maratona di lettura. Sono state delle letture, c'è stata una lettura a più voci su Dino Buzzati, che quest'anno il 50° della morte di questo autore, e questi operatori che lavorano tutto l'anno e da tanti anni, anche da decenni, partecipano a questi eventi. Qual è il senso della partecipazione a un evento come la maratona di lettura? È molto importante. Noi di Leggere per Leggere, sin dal suo primo anno, abbiamo creduto proprio nell'importanza simbolica di una giornata dedicata alla lettura. Abbiamo visto che ci sono più di 1200 eventi intorno a questa iniziativa molto importante, e noi professionisti, come lettori, come promotori della lettura, crediamo che la giornata sia molto importante per far sapere appunto a tutti l'importanza della lettura, ma anche prima e dopo ci sono tutta una serie di eventi di riscaldamento cosiddetti che crediamo essere molto importanti. Infatti il tema di quest'anno è la montagna, è un tema che abbiamo declinato in tantissimi modi, e quindi durante tutto l'anno Leggere per Leggere promuove sia nelle biblioteche che nelle scuole, così come sta succedendo adesso nel riscaldamento e nella giornata proprio della maratona di lettura, però anche in posti inusuali, nei boschi, nelle montagne, al mare, in barca. A Venezia abbiamo fatto le letture anche vogando, e nelle piazze, nei campi, un po' dappertutto. Senti, allora, da questo osservatorio lagunare, sappiamo che tu ti dedichi anche a portare la barca a remi con questa antica tecnica della voga veneta. Cosa si vede delle montagne? Cioè, cosa suggeriscono le montagne che sembrano così distanti, ma tanto distanti non sono? C'è questo insieme di acqua e terra. Ti vengono in mente delle letture quando vai per la laguna? Beh sì, tantissime, ed è veramente bellissimo. Invito tutti a provare questa esperienza di essere in mezzo alla laguna, in mezzo alla natura, e alzare gli occhi ed essere circondati da queste vette bellissime, sono davvero suggestive. E proprio c'è un libro che mi è molto piaciuto di Sebastiano Vassalli, che si chiama Marco e Mattio, un libro che parla proprio di un viaggio
dalla montagna, dalla Val Zoldana, fino alla laguna, alle isole di San Servolo, alle isole della laguna. Stiamo parlando di un'epoca passata, però è anche un viaggio interiore, proprio perché la montagna, l'essere a contatto con la natura e poi via via, quando il viaggio prosegue verso la laguna di Venezia, invita i protagonisti, che sono appunto Marco e Matteo, ma anche i lettori, perché è un libro davvero coinvolgente, a guardarsi fuori, ma a guardare anche un po' nella propria interiorità. Quindi leggere per viaggiare, viaggiare per leggere e a imparare a osservare quello che ci circonda. Progetti futuri su cui state Sì, 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 lavorando? sì. Allora, Leggere per Leggere e il Centro Barchetta Blu sono una fucina di idee in continuo sviluppo e proprio anche un centro di ricerca e scriviamo sempre dei progetti legati per esempio alla legalità col progetto 3L, abbiamo dei progetti legati alla scienza con Euclidea oppure all'accessibilità, che è davvero molto importante, leggere tutto, leggere tutti. E in particolare con Leggere per Leggere abbiamo anche partecipato a dei bandi e li abbiamo anche vinti, quindi siamo davvero molto contenti, in particolare un bando nazionale del CEPEL, Educare alla lettura, e noi con il nostro progetto con il Polo Biblomarca siamo arrivati primi e non posso non citarlo. Qui si legge, 6 promemoria per la lettura che verrà a proposito di futuro, e dove ci sono appunto tantissime letture, un'onda di letture da parte dei lettori professionisti, ma anche 1000 eventi di queste staffette della lettura che vanno in giro un po' a raccontare la bellezza delle biblioteche, di questi centri culturali che vanno proprio al di là del prestito del libro, che sono molto cambiate in questi anni, e anche l'Osservatorio Palomar, che è proprio una ricognizione su progetti più locali, progetti anche a livelli internazionali, e che verrà anche presentato prossimamente. E all'interno di questi progetti c'è anche il libro che gira, il libro che leggi, che è il Festival della lettura che Barchetta Blu organizza ormai da 17 anni a Venezia, in collaborazione con il comune, ma anche tanti musei, tutte le biblioteche e le scuole, proprio per far girare i libri. Bene, allora io ringrazio Marina Giulian per essere stata con noi, le auguro buona lettura, buona navigazione, buona osservazione a lei, ai suoi collaboratori. E buone letture a tutti, grazie Oreste, arrivederci. Bene, dopo aver navigato in laguna, ritorniamo sulla terraferma e l'ultimo intervento è di Elisabetta Nalon, delle edizioni Bette, per un evento in biblioteca di Veggiano, in provincia di Padova. Sentiamo cosa ci racconta. Eccoci con Elisabetta Nalon delle edizioni Bette. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno Livia. Intanto se ci vuoi dire qualcosa delle edizioni Bette che io non conosco. Edizioni Bette è una casa editrice nata nel 2020 durante il primo lockdown e nasce dopo un lavoro di editor presso una casa editrice romana dove io ho lavorato sui testi di psicologia. Sono una psicologa, psicoterapeuta e durante appunto questo periodo di confinamento ho inteso fare un primo libro corale con altre 4 colleghe che si chiama Gustamente, psicoricette e altri sapori, dove ho raccolto dei vissuti che dovevano essere focalizzati sul cibo a seguito di una vacanza che avevamo fatto l'estate precedente tutte assieme in un borgo antico dove non c'era nulla, c'eravamo solo noi e abbiamo sempre mangiato.
E da lì è nato insomma, questo desiderio di dare un po' testimonianza di questa breve vacanza, parlando a partire dal cibo e parlando poi del valore simbolico che ha il cibo. Beh, allora diciamo che ogni tanto si può dire che il lockdown è stato foriero anche di cose positive. Io prima ho fatto una piccola navigazione all'interno del sito, visto che poi oltre al primo libro si è sviluppata poi l'idea di casa editrice con delle collane non solo di psicologia, ma anche di narrativa e altro. Quest'oggi ci ha colpito, navigando in rete, la vostra attività per la maratona di lettura. Allora voi avete collaborato con la biblioteca di Veggiano, se ci vuoi raccontare che cosa avete allestito. Sì, la biblioteca di Veggiano, Biblu si chiama, nella persona dell'assessora alla cultura Ermelinda Gentile, ci ha invitate a proporre dei nostri testi proprio per dar corso a questo evento che durava una giornata. Abbiamo selezionato alcuni testi che potessero essere idonei al target dell'età, a cominciare dalla scuola primaria, dove abbiamo proposto una favola psicoanalitica di un autore americano, Eugene Mahon, e il libro si chiama Rensal il leproso, dove i bambini di quinta elementare, quinta primaria, potessero identificarsi con questa figura immaginaria che vaga nel bosco alla ricerca di trovare delle risposte alle domande esistenziali che si preannunciano. Poi avevamo organizzato in piazzetta, sempre a Veggiano, che è limitrofa alla biblioteca, la bellissima biblioteca, Biblio, un incontro con dei racconti, dei brani letti sempre dagli autori. Abbiamo letto dei brani da Viaggi e Turmenti, sempre tenendo conto del tema del Veneto che legge, per cui la montagna, la collina e nelle sue ampie declinazioni, come era scritto. C'è stata Gaia Pasqualotto che ha letto La sua piccola storia, che è l'ultimo capitolo di Viaggi e Turmenti. Poi c'è stato il professor Andrea Pase che ha letto dei brani da Geografly, Geografly, La mosca e la mappa. Lui è un geografo storico ed è partito da una foto di una mosca appoggiata su una mappa, praticamente. E questo ha dato spazio al volo della mosca sul paesaggio, che cosa vede, che cosa si può scrivere nella carta geografica e cosa si può scrivere però del mondo reale e cosa si può scrivere nella carta geografica, nel mondo geografico interno a noi stessi. Ecco, quello che è importante e che è stato significativo in questa giornata molto originale anche, a parte i luoghi diversi, per cui dei luoghi istituzionali come la scuola e dei luoghi più sociali come avrebbe dovuto essere la piazzetta, è che le storie ci rendono umani, perché attraverso l'attribuzione di senso si toglie il caos alla propria esistenza. Questo è importante perché regola il mondo reale nel confronto con il mondo interno. Aver partecipato come editrice a questa maratona di lettura mi ha fatto riflettere anche sulla funzione e il ruolo che ha una casa editrice, ovviamente al di fuori di un'operazione di marketing, e di considerare la responsabilità e la potenzialità delle scelte editoriali che partecipano alla cultura del territorio. Leggere un libro è un modo per entrare nell'esperienza dell'autore, di chi scrive, per cui la lettura permette di percepire il mondo, di abitarlo, muoversi in esso e entrare così nel sistema di significati condivisi che chiamiamo cultura e che ovviamente è sempre in divenire.
Benissimo, ti ringrazio anche per questa ultima, oltre a complimentarmi per l'iniziativa che ha coinvolto appunto i bambini dalla scuola dell'infanzia agli adulti, passando per la biblioteca comunale di Veggiano. Ti ringrazio anche per questa ultima riflessione che, come dire, ci dà anche la dimensione etica del fare editoria, no? E quindi non pubblichiamo solamente libri per venderli, ma anche perché voi, non io, voi ci credete e attraverso i libri incontrate, no? O sperate che i lettori incontrino la propria storia anche attraverso i libri. Assolutamente sì. Bene, e allora ti ringrazio molto, spero che avremo occasione di rivederci, magari anche alla prossima maratona o anche prima. Grazie e buon lavoro. Grazie a te. Grazie a te. Ciao. Ciao, arrivederci. Ed eccoci arrivati veramente alla fine della nostra ultima puntata di Magazine. Il magazzino di idee della maratona di lettura, il magazine detto alla veneta, è ancora decisamente molto molto pieno e molto molto ricco. Non lo abbiamo svuotato e quindi siamo, come dire, pronti a ritornare e poi per stare nell'immagine della maratona, dopo il riscaldamento, ecco qui 1287-20, dopo il riscaldamento, dopo la performance sportiva e quindi la maratona, il giorno della maratona, il giorno della gara, arriva anche il momento del defatigamento e quindi noi si continua a leggere per mantenere il tono muscolare, in un'idea che il cervello sia un muscolo, come diceva Dario Fo in Una farsa, e quindi continuiamo a leggere, continuate a leggere, a promuovere i libri e la lettura. Noi, per quel che possiamo, terremo d'occhio quello che accade e speriamo di ritornare al più presto a dare veramente conto di quanto ricco è il panorama e l'offerta nel mondo della promozione della lettura tra istituzioni, scuole, biblioteche, aziende e il vasto mondo del volontariato che comunque affianca la filiera dei professionisti del libro. Grazie per essere stati con noi in queste 8 puntate. Oreste, vuoi salutare anche tu? Tutti dalla A alla Z, come si dice nelle migliori radio. Dalla migliore delle radio possibili, dalla migliore magazzino possibile dell'osservatorio di Magazine. Anch'io saluto, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Raccolgo l'invito di Livio Vianello a continuare a leggere, a restare allenati, perché altrimenti se si corre un giorno solo ci si schianta, come si dice. Allora, quindi grazie a tutti e buone letture, buona continuazione di letture. Alla prossima. Magazine, come si dice. Arrivederci, ciao, ciao, ciao. Vediamo la sigla e poi chiudiamo.